Sono Antonietta Corso, sono figlia del fondatore della piscina Filippo Corso, chiamato Pippo Corso, e praticamente la piscina sorgeva in questo punto, delimitato da qua a una decina di metri dal ponte. Allora, la piscina era strutturata in legno e aveva degli spazi aperti e degli spazi adibiti a camerini, segreterie, uffici, cioè uffici unico, insomma tutto molto povero, e anche erano riusciti ad ottenerlo con grandi sacrifici ed impegno personale e la passione sportiva, insomma. E qui sono cresciuti generazioni di persone che hanno praticato questo sport anche divertendosi. Io sono nata nel 1938 e praticamente dalla nascita ero sempre in piscina, sino a quando c'è stata l'attività. Ad ogni modo poi c'è stato un impegno sportivo molto importante perché è cresciuta nel tempo e soprattutto c'era una cura proprio per le funzioni fondamentali del nuoto, quali la respirazione nell'acqua, la posizione, e anche c'era un ambiente effettivamente molto pulito da tutti i punti di vista, che non so se poi aveva riscontro con altre società, cioè sportive, perché allora penso che sia stato generalmente così, però senza voler fare polemica inutile, ad ogni modo c'era veramente un mondo diverso, ecco, un mondo diverso.